In un gelido comunale bucolo di Santa Teresa riparte l'avventura dell'Under 15 regionale della città di Messina che affronta per la 14ª giornata del girone C la Ionica. I ragazzi oggi allenati da mister Ardizzone, subentrata da Alberto Grio, sono al secondo posto in classifica e oggi cercheranno di riacciuffare la vetta del girone C in virtù del rinvio della sfida tra New Eagles e tra la capolista Ionia Calcio di Posto. Nell'ultimo turno del 2018 il Città di Messina ha chiuso male perdendo al Garden di Mili per 2-0 contro la formazione della Folgore, stesso risultato che ha condannato la Ionica perdente contro il Camaro. Nell'11 scelto da mister Ardizzone per la sua prima gara nella panchina dell'Under 15 regionale c'è Rapaglia in porta, la linea difensiva del 4-3 viene affidata a Farina, Lorè, Cucè e Rustica, a centrocampo ci vanno Carta, Rizzo e Amato, in avanti Guglielmo e Liotta, a supporto di Auliera ancora assente dunque Aloisi per infortunio, parte dalla panchina viola, ottima chance per Rizzo di riappropriarsi di una maglia da titolare nello scacchiere giallo-rosso. Maglia blu per i padroni di casa della Ionica, inserti bianchi, maglia rossa, inserti bianchi invece per il Città di Messina. Passiamo a raccontarvi dunque del primo tempo che si apre con un'occasione per i locali. Il numero 10 Santoro sul punto di battuta avrà la chance di mettere il pallone dentro sul calcio di munizione, sfera che arriva a Garigali che va col colpo di testa, manda il pallone alto sopra la traversa, reazione immediata del Città di Messina qui con Carta che va a lanciare sulla fascia destra per Guglielmo, cross di prima intenzione dove c'è Liotta con il destro a giro e il gol del vantaggio della Città di Messina alla prima occasione. La formazione giallorossa prova a espugnare il comunale bucolo segnando con Liotta, festeggia vicino ai supporters delle Città di Messina giunti a Santa Teresa. Bella azione da Carta a Guglielmo, il cross per Liotta che ha trovato la rete del vantaggio, durerà poco però perché dal calcio d'angolo Santoro trova direttamente il gol. Infatti dopo qualche minuto di tentennamento il direttore di gara andrà a sancire la rete del pareggio. Gol e non gol, nemmeno le nostre immagini riescono a dare un supporto, ma fatto sta che al comunale del bucolo adesso siamo sull'1-1. Il Città di Messina riparte però forte con il solito Guglielmo che penetra in area di rigore, ancora Guglielmo con il mancino ed è il gol del 2-1. Gioele Guglielmo riacciuffa il vantaggio girandola di emozioni a Santa Teresa. Prima il vantaggio di Liotta, poi il pareggio di Santoro, adesso l'immediato vantaggio del Città di Messina firmato dal proprio numero 10 Gioele Guglielmo. Continuano ad attaccare i giallorossi, qui il pallone viene lanciato verso Auliera e la chance per il 3-1, ma il piattone è lento tra le braccia di Bartolotta che non ha alcun problema a far sua la sfera. Continuano ad attaccare gli ospiti qui con Gioele Guglielmo che ha il pallone, scambia magistralmente con Rizzo, ancora Guglielmo che sbaglia, si ritrova il pallone di Guglielmo, salta l'avversario, ancora Gioele Guglielmo ma col mancino non riesce però a trovare l'intuizione giusta per il gol. Noi però ci rigustiamo il suo pallonetto, elude l'intervento del difensore santateresino. Finisce così il primo tempo 1-2 tra Ionica e Città di Messina, una bella partita vivace e piena di emozioni. Ricordiamo i gol prima di Liotta, poi di Santoro e infine di Gioele Guglielmo. Partiamo allora con il film del secondo tempo, il Città di Messina che prova subito a scappare con il solito Guglielmo lanciato perfettamente da un compagno, ancora Guglielmo a tu per tu con Bartolotta, Guglielmo va col mancino e si divora nettamente l'occasione per il 3-1. Grave errore per Gioele Guglielmo, qui invece è Rizzo che va a battagliare con un paio di avversari. Rizzo cerca spazio per provare il destro, ottimo tentativo, potente ma non preciso verso la porta di Bartolotta. Il Città di Messina è sempre pericoloso, c'è un calcio di punizione affidato a Marcello Farina, mette il pallone dentro Farina, il colpo di testa provato proprio da Rizzo, solo la traversa a negare la gioia del gol al Città di Messina che vuole chiudere in fretta il match per evitare sorprese dalla Ionica, una squadra sempre vivace che si rifà sotto poco dopo. Azione dall'out di destra, ottima triangolazione, cross dentro, il tentativo di girata e la conclusione da parte del numero 9 Malo che però manda il pallone alto sopra la traversa. Primo cambio per il Città di Messina, è il momento di Viola, poco dopo anche Bancheri nello scacchiere giallo-rosso. Alla fine sarà il turno anche di Mondello, indicazioni dalla parte responsabile del settore giovanile Carmine Coppola, anche lui ha corso al comunale bucolo di Santa Teresa. Azione in mischia per la Ionica e il Città di Messina però che riuscirà a ripartire, siamo praticamente allo scadere. Anche Bartolotta oltre la linea di centrocampo, allora il Città di Messina riparte con Guglielmo che adesso ha tutta la porta per trovare il gol del 3-1. Si lamentano per una posizione di fuorigioco quelli della Ionica non sanzionata dal direttore di gara Gioele Guglielmo. Praticamente allo scadere si regala la doppietta e regala i 3 punti alla Città di Messina. Può esplodere la festa al comunale di Santa Teresa, fischia 2 volte il direttore di gara e manda le 2 squadre definitivamente negli spogliatoi. Vince il Città di Messina la prima del 2019 imponendosi per 3-1 contro la Ionica, doppietta di Guglielmo e gol di Liotta. Un cordiale saluto amici della Wii Sport, Antonio Caruè che vi rimanda alla prossima.